parlando di scuola e cultura. E assieme ai bambini, ai giovani, ai genitori e agli insegnanti abbiamo intenzione di costruire una rete del sapere. Che cos'è? Un percorso di educazione, di crescita formativa per i bambini e quindi il futuro di Cinto. Questo si ottiene mettendo in relazione gli edifici che sono gli edifici scolastici, la biblioteca comunale, il parco e il polo sportivo. Tutto ciò si ottiene attraverso una collaborazione tra il comune e la scuola per redare un piano di offerta formativo sempre più completo. Già la scuola lo offre, ma la collaborazione porta a migliori risultati attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e sviluppando e quindi potenziando il polo scolastico e connettendo tra di loro i vari servizi. Non meno importante, a sostegno sempre delle famiglie, lo sviluppo di un servizio di accoglienza dei bambini prima e dopo l'orario di lezione. L'adeguamento degli spazi e della funzione della biblioteca deve diventare un luogo di studio e di cultura accessibile a tutte le fasce di età della nostra popolazione e l'istituzione della Commissione Cultura per promuovere manifestazioni che possono essere la Primavera Culturale, la manifestazione del libro, eventi teatrali e via dicendo. Per quanto riguarda l'efficienza dell'amministrazione, riteniamo opportuno coinvolgere voi cittadini in modo trasparente, come pubblicando ad esempio i video dei consigli comunali o introducendo dei referendum propositivi per capire che cosa pensate voi cittadini riguardo a determinate problematiche, informandovi attraverso dei mezzi divulgativi a basso costo per una partecipazione attiva della cittadinanza all'interno dell'amministrazione e realizzando appunto una condivisione del controllo di gestione tramite la collaborazione con altri comuni limitrofi. Per quanto riguarda lo sport, anche questo deve essere rilanciato ridando un nuovo slancio e connettendo opportunamente il paese con il polo sportivo. Il potenziamento quindi delle strutture esistenti per permettere di ospitare attività sportive che vadano ad aiuto dell'attività scolastica e non solo, anche per l'agonistica e lo sport amatoriale, realizzando quindi dei percorsi verdi che connettano gli impianti sportivi al centro del paese e non solo, anche alle zone periferiche e per quanto riguarda l'utilizzo di queste strutture delle convenzioni con le associazioni sportive del paese e non solo. Passando alle risorse fisiche, quindi parlando di urbanistica e lavori pubblici e attività produttive. L'urbanistica deve rientrare in un progetto urbano responsabile e quindi ottimizzare le risorse che già il Paese ha, creando appunto delle connessioni tra le varie realtà presenti e dando nuova vita al Paese. Questo si ottiene in due modi, rivedendo il piano regolatore che è ormai obsoleto e tramite la realizzazione di uno sportello che deve diventare supporto ai cittadini per l'edilizia privata o comunque problemi inerenti all'urbanistica anche nell'ottica di un risparmio energetico. Per quanto riguarda le opere pubbliche, riteniamo che siano un importante investimento per migliorare la qualità della vita e anche per stimolare le attività produttive del Paese. Per questo noi intendiamo completare le opere già finanziate, anche per evitare sprechi di denaro pubblico e realizzarne di nuove con l'obiettivo di rendere il Paese un Paese fruibile, quindi a misura d'uomo. Come avvengono queste cose? Attraverso la costruzione e la manutenzione di piste ciclopedonali, attraverso percorsi a vantaggio quindi di famiglie, anziani, persone con disabilità e dare sviluppo anche agli esercizi commerciali,
Ovviamente un rinnovamento del sistema di illuminazione e portare l'illuminazione nelle zone periferiche, garantendo quindi una copertura adeguata del territorio comunale, e questo attraverso l'utilizzo di tecnologie nuove quali LED e pannelli fotovoltaici che riducono ovviamente i costi e portano un risparmio per i cittadini e l'amministrazione di conseguenza. E inoltre il ripristino della commissione edilizia per gli edifici pubblici e quelli privati ovviamente di una certa rilevanza.